Buona giornata, bentrovati, appuntamento consueto con www.venetoglobe.com. Parliamo di sport attraverso la nostra web radio TV e lo parliamo naturalmente attraverso anche il canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia di Caffè TV 24, l'emittente del nord Italia che puoi vedere anche in tutta l'Emilia Romagna e nelle Marche. Andiamo ad iniziare il nostro racconto sportivo di oggi con molte interviste, molti appuntamenti. Cominciamo dalla rossa della Ferrari che vedete si chiamerà Lina. Così l'ha battezzata il pilota Vettel che segue la tradizione di Maranello, insomma le macchine devono avere un nome, da dove intanto da Maranello arrivano buone notizie con, sembra, la risoluzione dei guai emersi negli ultimi test. Nello sci invece a Solde l'azzurro Paris centra il sesto successo stagionale, oggi basta per lui un quinto posto per vincere la classifica di specialità. E dopo la Juventus che abbiamo visto l'altra sera impegnata in Champions, questa sera tocca al Napoli contro Salisburgo in prima serata nella fascia preserale, diciamo così, mentre in prima serata si arriva l'Inter contro il Francoforte. Dallo 0-0 dell'andata bisogna vincere in casa, mentre per quanto riguarda il Napoli, di cui abbiamo visto la foto in precedenza, non ci sono problemi visto un buon risultato ottenuto all'andata per continuare in Europa League. Per la Serie A tutti gli occhi sono puntati sul derby della Madonnina tra Milan e Inter, che sicuramente sta facendo parlare in questi giorni il calcio appunto milanese. In Serie B inizia domani il nuovo turno, la nuova giornata con Pescara-Cosenza. Poi sabato si giocherà Foggia-Cittadella, Padova-Perugia, sto citando le Venete, Verona-Ascoli ed infine chiuderà il turno domenica Venezia contro Cremonese. In Serie C ieri Coppa Italia con l'andata tra il Lanerossi Vicenza ed il Monza, terminata 1-0 per la formazione del Monza. Per il Lanerossi ora c'è bisogno di 90 minuti decisivi per ribaltare il risultato se si vuole continuare nella Coppa Italia. In Serie D si ritorna in campo domenica 17 marzo, ne approfittiamo anche per ricordare le date per questo campionato. Ci sarà nuovamente un turno infrasettimanale il 18 di aprile. Il campionato poi si chiuderà, prendete nota, il 5 maggio, i play-off e i play-out inizieranno il 12 e il 19 di maggio. Ormai siamo nelle zone calde, insomma, di questo campionato. Eccellenza, sabato ci sono degli anticipi, precisamente due, quello tra Eclisse Careni Pivigina e Vittorio Veneto, si gioca alle 15 al D'Agostin di Pieve di Soligo, mentre si gioca a Noale, sempre alle 15, tra Noale ed Union Pro. Il tutto poi in attesa del match clou di domenica al Giol di San Polo di Piave, tra Lia Piave e Luparense, che potrebbe definitivamente chiudere il campionato. Per quanto riguarda invece gli altri sport, cominciamo dal basket e cominciamo dalla TVB Basket De Longhi Treviso. Diciamo che le feste si sono concluse, o quasi, insomma ci sono stati questi allenamenti in questi giorni itineranti a Belluno, il ritorno poi a Sant'Antonino, adesso la normalità prima di ritornare in campo nel prossimo weekend. In campo nel prossimo weekend anche la A2 femminile con Ponzano femminile, tra l'altro c'è sul web trovate un servizio dedicato ad Alex Ciabattoni che ha il compito e la bravura di aver risollevato le sorti del Ponzano. Insomma, da quando è entrata lei la situazione è decisamente migliorata, 4 vittorie e una sconfitta, insomma su un tabellino piuttosto pericoloso e pericolante del Ponzano prima dell'arrivo di Ciabattoni. Si gioca contro l'Albino, terzultimo della classifica. La Rucker Sanve invece in Serie B contro la Juvi Cremona ha perso di un punto, 66-65, e allora resta ferma a 26 punti in classifica. Sentiamo che cosa è successo, ce lo spiega il tecnico Marco Mian. Sì, hai sofferto secondo me un inizio
molto scarico, molto poco aggressivo, dopo una sosta, per carità di Dio, non dico che ci può stare, però come ho dichiarato prima della partita, chi entra subito nel ritmo che si è un po' fermato ha possibilità di vincere questa partita qua. Loro sono entrati subito e noi ci abbiamo messo un po'. Abbiamo anche sofferto molto, che loro è una squadra che lo sapevano facere molto bene, purtroppo abbiamo vedovato che non sta bene. Non mi va di campare scuse, però sul fondamentale del rimbalzo nel primo tempo abbiamo lasciato 10 rimbalzi offensivi, vuol dire 10 possessi in più, e questo ci ha penalizzato molto. Contestualmente ci sono stati anche problemi di falli di Malbaja, abbiamo dovuto giocare piccolini e abbiamo sofferto questa cosa qua. Ripeto, dispiace perché era un'occasione molto importante per il treno di playoff che secondo me si raggiunge con i 34 punti. Adesso niente, capiamo perché anche Rossetto arriva da una settimana, è sotto antibiotico e aveva un po' di problemini, insomma. È anche vero che anche loro durante la partita si sono infortunati un paio di giocatori, ok? Quindi ripeto, non mi va di campare alibi o scuse, dobbiamo capire però, perché per noi Vedovato chiaramente è importante, come sta, e faremo gli accertamenti perché ha sto problemino che gli dà noia, proprio gli dà fastidio e niente, rimboccarci le maniche e pensare alla prossima partita. Pensare alla prossima partita, dice bene Marco Mian, prossima gara contro l'Olginate in trasferta. Andiamo a parlare di Imoco Volley Conegliano, quindi ieri sera c'era il match clou per quanto riguarda la stagione dell'Imoco contro la Xebasi, Turchia, Istanbul, e le turche sono arrivate a farci male. 3-0 il risultato finale. Cominciamo e vediamo il nostro servizio cominciando dalla capitana Aja Volos, eccola. Mamma i turchi, speriamo bene. Beh, sapevamo, l'avevamo detta che erano forti, si sono dimostrate forti. Sì, lo sapevamo, abbiamo aspettato una partita dura, ma secondo me le fondamentali sono stati quelli 2 set, perché eravamo partita di mano, secondo me, perché abbiamo fatto forse in primo set qualche errore noi, poi in secondo eravamo anche sopra qualche punti, ma non abbiamo tenuto fino alla fine. Poi terzo set diciamo che sì, ma cosa posso dire? Io sono rimasto comunque positiva, perché secondo me se eliminiamo questi errori che abbiamo fatto in questi 2 set, possiamo andare a Turchia sperando che può andare bene. Io spero, credo di questo, che in Turchia si può succedere tutto. Hai usato molto le centrali stasera? Sì, era tattica così per stasera, perché comunque loro esterni sono brave, alte, era quella idea di usare più centrali. Secondo me è andata bene comunque questa cosa, e penso che anche in Turchia inizieremo con quella tattica, giocare con centrali come più possibile. Abbiamo visto molte fasi di gioco, molte combinazioni che in campionato spesso riescono, penso alle fast di Robin. Questa sera meno, quindi è indubbio il valore dell'avversario, più che il demerito nostro. No, ma se hai palleggiatrice bassa che quasi non arriva alla rete, ovviamente che si gioca più con posto 4. Oggi era così, quando Robin era in prima linea, davanti era palleggiatrice, quindi questa era forma di idea di gioco, no? Comunque penso che in prossima partita può succedere tutto. Robin, non lo so, io alzo a Robin 50 palloni, dai. Cosa hai detto, cosa avete detto a Silla? Perché l'hanno massacrata stasera. Niente, Miri è sempre carica e è pronta per dare il 100%, quindi anche speriamo che la prossima fa uguale. Sabato a Cuneo per chiudere il campionato. Guarda, ci pensiamo domani sul campionato, oggi dobbiamo pensare anche a questo, cosa è successo stasera, quindi
vediamo domani, ma ovviamente andiamo a Cuneo per vincere, per portare a casa 3 punti. Andiamo a cena alla capitana, Miriam Silla, che poi si è consolata parlando con la sua amica Paola Egonu, che era al Palaverde ieri sera. Continuiamo il nostro giro di interviste e continuiamo con il tecnico Daniele Santarelli, preceduto sempre da Mamma Turchi. Mamma Turchi, speriamo bene. Sì, prima di tutto volevo ringraziare il pubblico perché oggi ci ha sostenuto, esatto, l'avevo chiamato, speravo in una risposta così, lo sapevo che per noi sarebbe stata dura e quindi speravo che tutto il pubblico oggi ci avrebbe sostenuto. Sono stati eccezionali dal primo all'ultimo punto, anche quando è caduta l'ultima palla, sono stati veramente incredibili, quindi un applauso a loro e mi dispiace non avergli dato una gioia per una vittoria oggi. Detto questo, lo sapevamo, giocavamo contro una squadra molto forte, per giocare con loro dovevamo essere quasi impeccabili, quasi perfetti e forse anche far qualcosa in più. Dispiace perché il primo set ce la stavamo giocando punto a punto e poi il rush finale hanno spinto sull'acceleratore e non ce l'abbiamo più fatta. Il secondo set lo stavamo giocando nonostante qualche disattenzione, mi sembra fossimo 19-14, 19-15 e lì non siamo stati cinici a sufficienza perché quando hai 2 palle match devi lavorare in tutt'altro modo, non puoi lavorare in 2 palle set, devi lavorare in tutt'altro modo. Il terzo abbiamo fatto fatica a trovare le energie perché quando sprechi quelle opportunità contro una squadra così, ritrovare le energie per ripartire da capo, io ci ho provato con i ragazzi ma le vedevo che qualcosa mancava, ho provato con qualche cambio, qualche piccola risposta positiva ce l'ho avuta, le ragazze sono entrate e hanno fatto bene. Non è finita niente, sappiamo che non sarà facile giocare a casa loro sappiamo che sono una squadra costruita per vincere, noi dobbiamo provarci in tutti i modi, senza aver nulla da perdere, con la consapevolezza che loro sono forti sì, ma vorrei uscire dal campo la prossima volta non con il rammarico, a testa alta e convinti di aver fatto tutto il possibile. Questa sera tutto il possibile secondo me non l'abbiamo fatto. E allora vedremo cosa succederà in quel di Istanbul, in quel di Turchia. Parlavo di Egonu in precedenza, no? Abbiamo cercato di portarvela ai nostri microfoni, non ci siamo riusciti. Diciamo che Egonu, sapevamo sarebbe stata una intervista dura da realizzare perché, ecco qui nel momento in cui abbiamo chiesto sia al procuratore sia a lei, ecco non ci è piaciuto molto questo gesto che ha fatto, insomma di non farsi inquadrare. Qui la stiamo vedendo parlare e cercare di consolare la sua amica Miriam Silla, poi si accorgono che sono sotto gli occhi di tutti e si spostano. Vabbè, lasciamo Egonu e terminiamo il nostro servizio sull'Imoco con il tecnico dei turchi, il brasiliano Motta. Mamma Turchi, speriamo bene. Eravate stati presentati come squadra forte, direi che lo avete dimostrato. Ma sì, abbiamo fatto una buona partita, in speciale in servizio abbiamo battuto molto bene. E in attacco abbiamo chiuso palloni difficili, la Boskovic ha fatto una buona partita oggi, è stata comunque una partita difficile, un 3-0 però una partita molto nervosa, no? Prima partita dei quarti, comunque tutte le squadre che hanno vinto oggi devono vincere la seconda partita perché le qualificazioni non sono fatte per nessuno. Mi piace questo che ha detto, è una buona partita la Boskovic, non ha sbagliato quasi nulla. Ma sì, ha fatto, come ho detto, 27 punti in 3 set, è stata brava, oggi è stata brava. Comunque per noi adesso stiamo focati sulla seconda partita perché dobbiamo vincere, come ho detto prima, niente è fatto per nessuna squadra. Dinamo Mosca ha vinto il Vakufbank ma deve giocare ancora, Skandic ha perso per il Fenerbahce, tutte le partite sono in aperti. Sono le seconde partite che qualificano le squadre per le semifinali. Che cos'è che l'ha colpita dell'Imoco? Che cos'è che l'ha colpita dell'Imoco stasera? Cosa le è piaciuto L'Imoco giocano molto veloci, se non battiamo bene facciamo fatica. Il primo set hanno messo in difficoltà a noi, hanno giocato molto veloci nei primi set e se non sbagliano qualche pallone in più in attacco eravamo in difficoltà. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo muoversi più veloce a muro in difesa perché questo ritmo non abbiamo in Turchia. Il nostro campionato si gioca più lento, le squadre giocano una pallavolo un po' più lenta. Sono schiacciatori forti però con le palle un po' più lente. Avete pressioni anche voi?
tre turche in questa Champions, insomma andare fuori non sarebbe bello, no? Nessuno immagina che vorrebbe andare fuori. Sì, ma siamo tutte squadre che già hanno fatto finale di Champions League, tutti hanno la pressione di Conegliano, Fenerbahce, Vakufbank, tutte le squadre che sono abituate a giocare le finali devono per forza fare tutto per arrivare. Buon rientro. Grazie. Simpaticissimo, obiettivo e sempre disponibile Motta. Chiudiamo ricordandovi che cosa deve fare l'Imoco? Beh, deve vincere per 3-0 oppure per 3-1, non vincere a 3-2 perché non ci si va. Vincendo 3-0, 3-1 c'è il golden set, dobbiamo vincere quello per passare il turno. Ce la possiamo fare? Mamma li turchi, come diceva Piero Garbellotto in precedenza. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.